Pronti? 1, 2, 3. Buono, il primo segnale, si avvantaggia subito Georgek Daghi che ha all'esterno Gendera S, partito bene dalla seconda fila del nastro, mentre più indietro ha sbagliato Grace Kelly Matley. Rimane all'esterno anche Gintonic Breed, primi 200 in 15,7 con leader Georgek Daghi. Georgek Daghi continua su Gendera S all'esterno, poi una seconda pariglia Granito Jet e Gintonic Breed. Se ne vanno i 400 in 37 con Georgek Daghi che continua a guidare. A lato è sempre Gendera S, mentre anche Ganjoth sbaglia ora. Viene rimesso, ma è a una cinquantina di metri dalla testa. Georgek Daghi dunque leader. Numero 4, Giorgio De Greppi, squalificato. All'esterno è seguito sempre da Gintonic Breed, mentre alla corda rimane Granito Jet. Il quartetto procede dopo 800 metri in 1:1,9 e si appresta a completare il chilometro, sempre condotto da Georgek Daghi, 1000 metri iniziali in 1:17,3 con Gendera S che non forza comunque sul leader, i due sempre in pariglia. Gintonic Breed cerca di seguire l'andatura, ma per il momento rimane anche un po' discosto da Gendera S. Ora Gender prova ad impegnare il leader e siamo a 600 dalla conclusione, il parziale Numero in 15. 5, Ganjoth, squalificato. Con Georgek che replica i tentativi di Gendera S, più indietro sposta in terza ruota Gintonic Breed che rompe gli indugi a 500 dall'arrivo. Va sulla coppia di testa, si libera in breve di Gendera S e punta su Georgek Daghi, avvantaggiandosi a metà della curva conclusiva. Gintonic Numero Breed 1, Granito Jet, prende vantaggio squalificato. ed entra nettamente a comando addirittura d'arrivo per staccare nel finale. Ha fatto un po' i giochi Roberto Vecchione con Gintonic Breed, scattando solo i 500 finali per staccare poi in retta e vincere nettamente. Il secondo posto è ancora per Georgek Daghi che tiene la miglior piazza contro Gendera S in quello che era stato il duello per gran parte del percorso. 1:15,7 sul doppio chilometro, c'è un 29 a chiudere dopo un 29,5 di penultimo quarto, significa 58,5 per gli 800 finali. E Gintonic Breed consegna questo successo a Roberto Vecchione dopo il discreto terzo posto del rientro. Ora trova la maniera di vincere assai nettamente. Roberto Vecchione in sediolo per conto di Holger Ehlert della scuderia Erka.